Perché guardi, non è che abbia donato chissà cosa, ha preso, sì, sono 730 euro, la mia pensione di un mese, insomma. Giuseppe Bellè, ex imbianchino 75enne residente a Bosco di Vidor, ha versato l'intero importo della sua pensione nel conto corrente della regione, dedicato alla raccolta di fondi contro il coronavirus. Le telefonate di amici e parenti sono incessanti, ma Giuseppe si chiede ancora perché il suo gesto abbia suscitato tanto clamore. Sì, pensi che stamattina un mio amico mi chiama, Beppi, ma cosa hai fatto? Fa che hanno detto per Antena 3, pensavo che eri ammalato, ma io non pensavo che venisse fuori te. Sì, io l'ho fatto così per. Il governatore Luca Zaia è rimasto profondamente colpito dal suo gesto. Ieri lo ha ringraziato più volte pubblicamente. Ho visto anch'io, e dopo ne ho saltata una perché ero fatto tempo a vedere, e dopo ne ho viste altre 5-6 volte e l'ho fatto vedere, ma è una brava persona. Fare il versamento non è stato troppo semplice. Il signor Bellè si è recato in banca, ma gli avevano detto che bisognava procedere con un bonifico. Si è fatto aiutare ed ha confermato tutto, compresa la somma da spedire sul conto regionale. Cosa spera possano servire i soldi che lei ha donato? Magari, magari anche per una giornata di un dottore, sì, sì, di questa gente insomma, che sono dentro a lavorare, che si danno da fare tutto il giorno e notte per aiutare. Il signor Bellè, originario di Moriago della Battaglia, vive grazie ai soldi risparmiati e alla sua pensione di 730 euro al mese. Una volta ero un tipo un po' più attento ai soldi, ci dice, ma poi mi sono chiesto a cosa serve vivere così. Donare è sempre un gesto meraviglioso. Sono contento, ma veramente li ho fatti proprio, forse sarà la prima volta che faccio col cuore.